Le misure imposte dall'emergenza coronavirus rischiano di penalizzare la riapertura dei rifugi di montagna che si apprestano al pari degli altri a ripartire in concomitanza con l'avvio della stagione turistica, ma a pesare sulla possibilità di poter garantire il distanziamento sociale è proprio la conformazione delle strutture alpine in quota. Noi abbiamo un grosso problema perché l'età media dei rifugi ha dai 100 anni per arrivare ai più recenti che hanno 50 anni. La funzione del rifugio aveva una funzione di ricovero, di sostentamento delle persone, degli alpinisti che andavano in montagna, quindi con una concezione differente rispetto alla concezione degli alberghetti. I rifugi sono quei luoghi magici che si raggiungono dopo ore di cammino, che presentano spazi ridotti e camere con più letti a castello, prive di servizi privati. Garantire il distanziamento, la continua sanificazione degli ambienti e il minor contatto sociale risulta molto difficile. Il CAI per questo ha presentato precise richieste alla Regione Veneto. Noi chiediamo alla Regione del Veneto che tenga in considerazione la peculiarità dei rifugi di montagna. I rifugi non sono solo strutture di ricezione turistica, ma sono luoghi di vita, anche alternativa per chi li gestisce e per chi li frequenta, elementi fondamentali dell'offerta turistica della montagna veneta. I rifugi di proprietà o gestiti dalle sezioni CAI del Veneto sono 37, per un complessivo di 1904 posti letto e 2931 posti a sedere. Siamo preoccupati, la nostra intenzione è quella di una volta di collaborare per costruire delle regole che possano permettere l'inizio dell'attività. Il CAI si farà promotore nei prossimi giorni di contattare medici, esperti, rifugisti e altre figure competenti affinché possano elaborare una serie di indicazioni a supporto delle regole che le autorità regionali dovranno emanare nei prossimi giorni per la riapertura della stagione turistica.